Padova ha visto un incremento percentuale superiore alla media non solo nazionale ma anche regionale e si attesta intorno al 5%. L'ex assessore di Padova Matteo Cavatton parla di un indice in crescita nel periodo 2014-2016 per la cultura cittadina, con un aumento del 14% di visitatori che si sono recati alla Cappella degli Scrovegni, Palazzo della Ragione, Casa del Petrarca e del 26% di incassi di biglietti ordinari. La parte del leone l'avrebbe fatta la tanto contestata mostra dei dinosauri. Nessun buco, dichiara Cavatton, anzi. La mostra è costata, documenti alla mano, 1.190.000 euro, ai quali vanno tolti quasi 72.000 euro derivanti dal bookshop, perché non è stato pagato con entrate dell'amministrazione ma è stato pagato direttamente dal Sole 24 Ore, quindi siamo a 1,100. Gli incassi da bigliettazione sono stati solo da bigliettazione 940.000 euro, quindi semmai si parla di 130.000 euro. I soldi dei padovani utilizzati dal Comune per fare la mostra sono pari a 25.000 euro. Pensando a una prossima esposizione dedicata all'antico Egitto, il candidato Bitonci lancia l'idea di una regia unica per il rilancio di cultura e turismo. Fondazione unica sul modello Torino e Brescia, che ha dato un ottimo risultato sia a Torino che a Brescia, per la gestione unica degli eventi turistici e culturali a Padova. Io penso che questa sia la novità assoluta